Ciao ragazzi, intanto grazie mille per tutti i messaggi che mi avete mandato sul cellulare. Sono rimasto sbalordito anche di alcuni video che mi avete mandato in risposta. Siete veramente dei piccoli samurai. Grazie ragazzi perché siamo lontani fisicamente ma veramente uniti nel cuore. È stato molto piacevole scoprire che vi è piaciuto imparare qualcosa di più sull'Oriente. Quindi passo subito, piccoli judoka, a una nuova storia zen. Vi ricordo il libro è 101 storie zen della Adelphi. Il titolo di questa storia è Obbedienza. In un momento come questo mi sembrava anche abbastanza interessante perché ordinare implica che un soggetto comanda a un altro. Obbedire vuol dire che questo qualcun altro ha fiducia in quello che gli è stato spiegato, detto, consigliato o imposto e lo accetta. Quindi è una situazione a specchio, ordini e invece obbedienza. Andiamo a leggere la storia. Le lezioni del maestro Bankei non erano frequentate solo dagli studenti di Zen, ma anche da persone di ogni ceto e di ogni setta. Lui non citava i sutra né si dilungava in dissertazioni dottrinali, al contrario, le parole gli uscivano direttamente dal cuore e raggiungevano il cuore di chi lo ascoltava. Che lui avesse un pubblico tanto numeroso fece però infuriare un prete della setta Nichiren, perché tutti i suoi seguaci lo avevano abbandonato per andare a sentire lo zen. L'egocentrico prete Nichiren si recò al tempio e, risoluto ad avere un contraddittorio con Bankei, bussò alla porta. Ehi, insegnante di Zen, gridò, aspetta un momento, forse chi ti rispetta ti obbedirà sempre a quello che dici, ma un uomo come me, un prete come me, non ti rispetta, puoi forse convincermi ad obbedirti? Bankei rispose, vieni qui accanto a me e te ne darò la prova. Con aria altera, il prete si fece largo in mezzo alla folla e si avvicinò all'insegnante. Bankei sorrise e disse, vieni qui alla mia sinistra, ed il prete obbedì. No, disse Bankei, parleremo meglio forse se ti metti alla mia destra. Vieni qui da quest'altra parte. Con aria sprezzante il prete passò dall'altra parte. Come vedi, osservò Bankei, tu mi stai obbedendo e io trovo che sei veramente gentile. Ora siediti ed ascolta. È molto particolare questa storia, nel senso che anche qui, come la storia che avevamo letto ieri precedentemente, siamo talmente convinti, talmente presi della nostra decisione, della nostra posizione, che vogliamo andare a farci rispettare, a interrogare qualcuno. Bankei, in questo caso, il monaco zen, non fa altro che confermare questo. Quindi rispetto alla storia precedente c'è un bel collegamento. Chi si fa troppo prendere dalle cose probabilmente perde quello che è il senso e la posizione di equilibrio. In judo noi lo chiamiamo kuzushi, ma è un kuzushi non sempre solo fisico, squilibrare o perdere l'equilibrio, è un kuzushi anche spirituale, quindi è una forma anche di un modo di pensare, mi viene da dire. Cercate sempre quindi di avere un buon equilibrio, di essere bilanciati, perché è quello che serve nella vita quotidiana, è quello che vi può aiutare nelle situazioni di difficoltà. Non fatevi prendere dall'impeto, dalla rabbia, come ha fatto invece il prete. Quando Nichiren è andato a bussare alla porta era molto arrabbiato perché aveva perso i suoi allievi, finché non si è seduto e non ha capito che si trattava di un bravo maestro zen e che gli ha dimostrato, siediti di qua, siediti di là, alla fine chi obbediva non gli veniva imposto nulla, non è che gli venisse ordinato siediti qui e stai buono. Gli veniva proposto, forse parleremo meglio se ti siederai alla mia destra, forse avremo un dialogo migliore se vieni qui vicino a me. E questo è il segreto di riuscire ad ottenere l'obbedienza o il rispetto senza imporsi. Questo è quello che secondo me dovrebbe sempre accadere rispetto a un dojo,
magari con un maestro o con qualcuno che è un po' più saggio e riesce ad ottenere i consensi non per delle imposizioni o dei regolamenti, ma bensì tramite quella che è la gentilezza, tramite quello che è il rispetto verso il prossimo. Questo mi sembrava giusto dirvelo perché era una bella storia, la reputo utile in questo momento in cui tutti abbiamo dei compiti da svolgere per il prossimo, cioè di restare chiusi in casa e questo però può essere un buono strumento se non per correre una bella corsa, per correre dei buoni pensieri. Ci aggiorniamo e ci vediamo alla prossima storia zen. Ciao a tutti.